Partita di calcio a 5 colorata di arancione, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Ieri ad Agrigento il Sor Optimis ha coinvolto lo sport nei 16 giorni di attivismo con la partita svoltasi alla Pinetina di Agrigento tra Akragas Woman e Campobello di Licata. L'incontro è terminato per 5-2 per le ragazze di Agrigento con un gol di Irene Brusca che ha segnato 3 volte, Veronica Vassallo e Caterina Raffaelli, ciascuna autrice di un gol. Soddisfatti i dirigenti della squadra Calogero Longo, Salvatore Piranio, Francesco Rocco e anche la presidente del club, la giornalista Margherita Giupiano, che ha dichiarato: ringrazio i dirigenti della squadra che ci hanno permesso di portare il nastrino arancione oggi a testimoniare il nostro bisogno di porre attenzione alla problematica. Sono contenta che la nostra squadra abbia vinto, dimostrando che l'impegno premia il nostro contro la violenza sulle donne che stiamo conducendo, coinvolgendo quanti più settori sociali possibili. Siamo certi segnerà anche per noi la vittoria di poter dare alle donne il coraggio di uscire dalla spirale di abusi e prepotenze.